venerdì, sabato e domenica sono impegnata. Avrai la sicola. Grazie. Questa era la vecchia osteria dove la via 30 anni fa hanno fatto tutto. Questa è una delle sale espositive. Potremmo pure. Sì, beh, ma sono Marco Di Lello, il curatore della mostra. Piacere. Che bello che vedete. Che bella gente. Guarda che mi sono accompagnato perché qui C'è la scarpa sul molo. Che bello, guarda. Hanno fatto bene a requisire. Tanto allora benvenuto alla mostra Ciacca di Vivo, questa mostra che l'Accademia Veneto dello Spettacolo ha dedicato al Molesine, quindi al nostro territorio. È emozionante. E questa mostra è un percorso del grande cinema d'autore nel nostro Delta del Po. Ormai siamo a una settimana dall'avvio della mostra. Oggi era prevista la chiusura, ma abbiamo prorogato di altri 3 giorni, però abbiamo lasciato lo stesso incontro. Anche perché se sarà illusione in metà che può andarsene da un momento all'altro. Allora, Oh no! No! Allora, abbiamo la Magda È un ottimista. Magda Olivero ha 102 anni, quindi è ancora parecchi anni avanti. Chi, lei? Tu hai faccio vedere Sì, bella. Ciao. Ma va via. Pensavo a te stamattina. Pensavo a te stamattina col cappello da studente. Mazzo. Scusa? Ciao. È un'ora che sei rimasta Facciamo un giro, vi faccio vedere il nostro percorso, c'è anche un pannello dedicato alla Sì. Quindi prima di iniziare. Che bello, guarda che bella gente. È una provincia di belle gente. Tutto in generale, si dice del Veneto, si dice. Siamo nati. Ma che cosa c'entri? Che cosa c'entri? Che era scapito? Ma l'hai prese le fotografie che ho fatto con la cabina? Certo. Perché ha Le ho prese, le ho duplicate, poi no, aspetta, Sherry, Sì, sono qua. dove sei? Ma ti ho dato quello con i pennacchi di truzzo. Ma non l'abbiamo portato, Ma non li ha date neanche. No. No, ma come siamo rimasti Se le d'accordo? scelte Visto che lei ritornato a mostra ci dica In montagna che ha fatto. Adesso vengono giù a intervistarmi da Berlino. Porteranno giù delle. Cosa porteranno? Cosa porteranno? Sono già venuti a intervistarmi. No, ma vengono ancora. Dobbiamo andare, portano i biglietti dell'aereo per andare a Berlino. A trovare Pier Bis. Andiamo. Prego signore, mi umilio.
fatto quella, poi abbiamo fatto un sacco di regali, che sono andato anche a Mosca. Quello di cala. So che sei girato anche in Australia. Il percorso Ma che ha fatto per qua? della mostra, Uno a Milano, tutto il cinema d'autore, parliamo sul film, il secondo Mario. erano più importanti, quindi grandi film di sconti. Mario Girotti, quello era bellissimo, Noi abbiamo cercato di fare bellissimo. C'era Lucchino Visconti che era innamorato cotto. Sozzone che non finiva mai. abbiamo trovato queste immagini molto particolari con la Cineteca di Milano, fotografie di scena, di esterni, quindi non sono fotogrammi. Sì, no, ma questa è roba recente, abbastanza recente. Credo la Monza Motore. Clara Calamai, E c'è Clara Calamai. sono protagonista. Siamo i primi, gli albori, Clara Calamai. siamo agli albori Del mutuo. Dopo passiamo a ovviamente lo stesso di paesano, Guarda con quanta timidezza mi si è avvicinata. Ma hai visto con quanta timidezza mi si è avvicinata? La creaturina qua. io ho fatto Prego. sul gemellaggio, per esempio, Non ho capito, scusa. dentro del post, dentro del gemellaggio gemellaggio. e vogliamo portare la mostra anche lì a Perugia, in Romania. Bello sul modo di fermo. Sì. Andiamo avanti, facciamo ora questo paese, dopo abbiamo Ma guarda che posso anche camminare, non è che mi guardi così, posso anche camminare senza bastone, ma non ho messo perché fa più chic. Data la mia età il pelo bianco. debolizza un po'. Guarda che bello, ce ne sono ancora di questi. Fascino del bianco e nero, Ce ne sono ancora, il fascino del bianco e nero. Colore non te lo dai. Pensa che il nostro film, che è questo? Eccolo qua, eccoci qua, siamo arrivati a... Il nostro film ha preso un sacco di premi per il colore, lo vedi? Perché? Era una delle prime volte che si usava la... No, lo faceva Sofia sì, ma il film ha preso un mucchio di premi, dico ma mica per me dico lì, ha preso il Leone d'Oro, l'Orso d'Oro, Berlino, voglio dire. Eccolo qua. Perché guardate che è una cosa, cioè ci sono delle sfumature che ti dà l'ambiente, l'aria di qua, ti dà delle sfumature che nessun posto al mondo ti dà. Riesci a dare, ma è un po' il fascino del delta, quindi... Non lo so, sarà l'umidità, sarà... Infatti parlavo con gli operatori, e ho detto, ma come mai da queste fotografie qua? Dice Eric, non lo so, non so spiegarti, penso sia l'umidità che c'è nell'aria. Ti viene questa cosa. Sarà, ma lui è il suo mestiere. Per forza tanti grandi. Quindi abbiamo recuperato, sempre nella Ma Cineteca di Milano. guarda con la limpidezza di questo. Ecco, abbiamo recuperato quindi 2 fotobuste e 2 immagini qua della Sofia Loren, quindi questo proprio Dove avete recuperato questo? sempre dalla Cineteca di Milano, l'archivio delle Cineteche. Hanno tanto materiale. Io credo, mi sembra di averle viste l'altra sera, le hai anche tu queste foto qui, forse. Può darsi. Queste sono le foto Ma no, buste. così limpida. Ah, così, Queste sono la locandina, le originali. sono prodotti Bello. che loro avevano nell'archivio della... Ah, vi devo raccontare? Parliamo Questo dopo, qui, questo è- parliamo dopo del film. Poi Non anticipiamo. ci sediamo in un attimo. Non ci sediamo. Facciamo solo una passeggiata e dopo ci sediamo. Ma dove andiamo a fare la passeggiata?
Non sotto la pioggia. Sotto la pioggia. Sì, cosa sei? No, io mi scappo. No, non scappo, però come la rapiscano. Tutto più la Si è messo pure a minicono. la porto via io, ti va bene? La porto via io, va bene? No, perché sei più giovane. Abbiamo qui un'etta al cielo, no, questo Questo è la... foto sul set, proprio Ma tu lo sai che la Rossana Scappino andava in giro a dire che era la nipote di Garibaldi? si vantava di essere. Come ha fatto? Ha fatto 4-5 figli. Dopo abbiamo Dopo di questo, frate mio, ho fatto Carlo Ponti in esclusiva di Carlo Ponti. Vuoi comprare, continuare? sì, siamo Che parla sempre al cinema, siamo al grido, infatti dovrebbe venire la Mirna Girardi, Bernaresi. la Mirna Girardi, la protagonista che fa la bambina nel film Il grido. La Mirna Girardi, non so se è meglio. Lei è la bambina, la protagonista. Stiamo aspettando, dovrebbe. Allora, una tiro. Non ha fatto nient'altro. No, ma si fa aspettare. No, intanto noi facciamo la passeggiata. Che è morto dopo il film. Nina. Passato di qua perché sono andati a Venezia anche a girare. Mi guarda la signora prima che vuole. Sì, è vero, non lo posso perché sono casi unici. No, non appassionato di cinema e sono tutti dettagli che nessuno sa. Nessuno sa. C'è anche pioggia, può darsi, per fare i problemi. Non l'ho guardato tanto perché ho visto che mi ha dato una squadrata. Ho fatto una fotografia, va bene inquadrato. A lei? Io scherzo sempre. Bene? Vuoi vedere come è stato? Che fai? Ma chi è questa bellezza? Bellissima, sei bella, truccata da Dio. Ma è opera tua questa? Finché arriva la divina. No, non lo so perché io le scaricavo e me ne andavo. Allora, E non ottenevi i risultati giusti. non guardo in faccia a nessuno, scusa. Prego, prego. Io di gentilezze ne ho tante, di vedute ne ho tante, però la Ma puntualità. io credo sia un seguito del ceffone che hai preso da Sofia Loren. No, All'inizio film. Sta godendo, è già la terza volta che mi dice il ceffone che hai preso da Sofia Loren. È la stessa volta che lo dice, ma che questo sadico? No, perché guardando il film, la prima immagine è quella, inizia subito così il film. Non te lo ricordi più? No, non ti lei la Loren Beh, ci credo. 4 anni di ricerca per fare questi Che bello, no, che bello. Sono unici al mondo questi luoghi, guarda. Unici al mondo. capanne di pane. Quindi un omaggio anche al nostro cittadino. Poi ci avviamo verso quelli più recenti, quindi vediamo l'Agnese Vanno Disney. Ah, bello questo qui. Bella incantata. Va bene, incantata. Ah, ma hai visto? Mi hai visto? Hanno fatto la bella incantata. Gli ho chiesto mi hai visto? Non l'ho mai visto. Ma è il mio fratello? Sì, dai, sto scherzando. Eccolo là di nuovo. Sì. Lo tanto. Ecco qua, lì che battaglia, scherziamo.
sto scherzando. Sto scherzando. Abbiamo trovato i bozzetti di scena della corsa di Cacappello, l'ambientazione via Cacappello vicino a Portovino. C'è il museo della corsa che è su una parte, non è controllata. Poi le varie. Qui sono i bozzetti di scena. Guarda Antonello, le fotografie qua. Ma è buono sto fotografo, non avrei mai immaginato. Sono disegni, i bozzetti di scena sono disegni dello scenografo. Ma sono disegni? Sono disegni per lo scenografo. Bene, allora andiamo. E poi arriviamo agli ultimi manipolati. Guardi che posso fare anche senza questo. Perché lei mi ha detto, vai col bastone se riuscite. Pare che è una sciccheria, sì, bastone. Poi si attacca una colonna così. Io fra cadute da cavallo, esibizioni di forza, sono fregato la colonna vertebrale. E adesso devo avere 3 gambe. Signora? E la signora Antonella. Allora, intanto grazie della vostra presenza, ci vogliamo accomodare, facciamo Non ho capito, grazie. la vostra presenza qui. Ma no, ma è un piacere, perché, come ho detto prima, bella gente, guarda, sono belli tutti, guarda, belli tutti. Ragazzi, mi è capitato di andare in certi luoghi. Però ho detto belli tutti anche là, Belli tutti qua. anche là dove andate in certi luoghi. Ma dove? Vogliamo accomodarci, allora? Dove? Andarci bene di oggi. Scusa, mi sono girato. Non si trova. C'è una bella schiena, c'è una bella schiena. Bella schiena. Se non si dicono a Roma dicono strozzate. Non passi te. E stavo dicendo che io ho fatto un film che non credo nessun altro abbia fatto, abbiamo avuto questa fortuna. E Nina, qualcuno l'ha visto? Nina. Nessuno. È un film americano con, Liza Minnelli. come si chiama? Les Minnelli. Una così. Grazie. No, poverissimo. Voglio fronte del Signore, non posso sedere. Ma come, non mi fa finire sta storia? È bella lo stesso, sì. Allora, con l'AIS viene detto, guarda, che mio padre è un po' vecchio, dunque c'ha che a volte capisce, non capisce, non sempre ha una continuità di dialogo. C'entro io faccio l'attore. Dice sì, ma vedrai che ti troverai in difficoltà. Era venuta questa ragazza, perché era una ragazza, a guardie del corpo, che non entravano da quella porta. C'è certi arrabbiati che non avete idea. Io guardo e dico, ma chi sono i tuoi ragazzi? Io ho avuto là, scherzo. Dice no, queste sono le guardie del corpo. Perché in America dicono che noi qui in Italia sono tutti ladri e tutti delinquenti. Ecco. Sì, dicono che noi non siamo gente affidabile. Però ci invidiano per l'aspetto, per l'eleganza, per la cucina,
per il gusto di arredamento, per ogni cosa di questo mondo, loro ci invidiano perché parte tutto da qua, tutta l'Italia. È vero. Allora lei dice: guarda, non ti preoccupare, dice, non si muovono se non gli do il via io. Allora non glielo dare mai, troppo grandi. E incominciamo a tirare. Il padre allora io prevedevo, I understand, sir. Yes, sir, I understand. Sta famosa. E lui, guardate che era una coppia in America che era niente, è italiani, la faccia loro. Allora io dico, ma non vi preoccupate, è pagato il biglietto, signora? Che detto? Ma io quello del tiro fuori sempre non dietro l'anno. Allora, intanto buonasera, benvenuti qui alla mostra Giacca di Due oggi, questa che doveva essere la giornata di chiusura dal programma della mostra, ma avremo una proroga di altri 3 giorni, per cui la mostra rimane fino a mercoledì 9, però nonostante la proroga abbiamo lasciato invariato, ecco, questa che era prevista come giornata di chiusura con questi 2. Comunque signora, guarda che noi abbiamo già scotinato per i 2000 bambini a Roma, che così è stato, e poi quando sono andati via dopo 10-12 giorni ho dato un telegramma che diceva che era stata una scelta di andare a Ferrara dove c'era la base della produzione, e così è iniziato. Si ricorda di quella volta quando lei ha lavorato? Tutto, Si ricorda? anche quello che è successo fuori, cena, da bambina, tutti grandi. E è stata una bella esperienza perché è durata mesi. Si andava fuori per cercare i set adatti. Dalla mattina alla sera giravamo ed eravamo insieme. Ti ricordo di Antonioni, una personalità molto forte. Un gran signore, per quello che potevo io intuire, un gran signore che parlava con tutti, di poche parole però abbastanza autoritarie, delle grandi litigate con l'attore che faceva mi pare, e questa è stata un'esperienza. Quali erano noi abbiamo voluto contestualizzare un po' questo percorso sul cinema ovviamente nel nostro paese, si ricorda qualche luogo particolare dove facevate le riprese? Dunque, tanto per cambiare, anche quell'anno, quell'inverno lì, ci fu una riunione, fuori della città di Ferrara, andavamo fuori, loro avevano cercato dei posti che avessero delle caratteristiche abbastanza simili e poi mi facevano fare la scena, poi ci tornavo a casa la sera, poi ci siamo spostati in Ravennate. E anche lì sul scorso abbiamo cambiato parecchi posti. Una parte nostra del paese c'era un posto particolare? Ce n'è uno che mi ricordo bene, un altro particolare, che mi hanno chiesto in tanti film, mi hanno
al centro del Po, e lì facendo finta che eravamo giù. Quel territorio del vento è talmente grande che certe volte anche guardando i materiali di archivio di queste fotografie non sempre è facile trovare una collocazione, diciamo, geografica precisa, perché ci sono delle bellissime riprese molto ampie che non sempre è facile ricollocare, soprattutto quando ci sono dei film magari che hanno diversi anni. Delle persone interessate anche per un battello, eppure c'erano sotto gli occhi tutti i giorni. Però li vedo interessati, non so perché, c'è qualche cosa che affascina. Io lo trovo questo per il fatto che non mi sono staccato. Lei lo sa che avevo tante opportunità con Skype o senza Skype. Ma lontano dal cuore non si può stare, e qui c'è il cuore, qui c'è la nascita, anche se non ci ho mai vissuto, però alla mia seconda moglie, perché c'è molto diverso, la mia seconda sì signore, dice senti quando saremo vecchi andremo ad abitare a Corsola, qua in Francese, qua c'è un'atmosfera che non si trova in nessun altro posto al mondo. Fa piacere. In mezzo ai burini. No, i burini sono a Ginevra, i burini sono a Parigi, lì sono i burini, perché c'è la differenza, il distacco fra gli uni e gli altri. Qui no, qui è tutto amalgamato. Qui è bello perché possiamo tutti uguali, guarda che facce sorridenti, guarda, è un piacere guardarli, è un piacere, ma vi assicuro che è un piacere, è una cosa, e non capisco perché c'è poca forza. Guardate, c'è stato io a Porto Vivo, sono andato una serata di, poi continuerò con l'Elvinelli. Sono andato a una papà per far vedere che la memoria mia ancora funziona. Perché? Ecco, non mi ricordo. Sei andato invitato a Porto Vivo. Sei stato invitato a una serata a Porto Vivo. Non mi ricordo. Con Laisa Minelli. A Porto Viro con Laisa Minelli. Ecco, dopo parlano. No. La Laisa Minelli, quando io devo senti, con quei 4 armadi che hai portato dietro, ma che cosa servono? Se io adesso ti dovessi dire io ti rubo un bacio, che fai? Beh, se un bacio. Ecco. Allora non te lo do, perché se sono alzati in piedi per tutti e due, dico, ma guarda che roba, è una cosa, dico, senti, perché parla abbastanza italiano, padre, anche la cosa. Allora io dico, guarda che tuo padre gli devi insegnare l'italiano, e quindi si dico, ma non sai di parlare inglese, oppure in America. Questa è la seconda mattina. Alle 8 io ero seduto, io sono puntuale, ero seduto come adesso, parlavo con Tizio, con Caio, eccetera. A un certo punto arriva lei, io l'ho fatto tantissimo di vita. Le dico, senti, c'è qualcun altro che deve venire? Dice, no, non c'è più nessuno. Allora possiamo cominciare. Glielo dice dentro papà. Dice no, fermati. Dice manca, non mi ricordo che mancava. Un generico, una comparsa che era la mia. Allora dico, senti, non funziona questa cosa.
Sì. Così mi peccato. Allora dico, senti, ma che faccio? Dico, annuncio che spiro per chi per tutti. Allora, e vedo che fa un cenno ai due vicini, si alzano in piedi questi frissoni che finivano mai. Io senti poi. È sempre così, ti porti sempre dietro. Ma no, dice, non era di Frank Sinatra. Come è andata di Frank Sinatra? Sì, Frank Sinatra me lo portano dietro che guarda il corpo perché in Italia non si sa mai. Ecco, siamo tutti nati per fare appunto tutti. Però senza italiani non ci sono che campare. Allora, questa parola di italiano che dice no, vi state buone se non vi fanno quando devi l'America. Mi conciano per le feste. Ma è così. Non sanno vivere senza italiani. Faremo dispetti, faremo ladri, tutti, però. E quando c'è per esempio una corruzione fisica, dove va? Arriva. No, non Maria. Quando c'è stanno a New York, perché a New York si fa con quello. Allora che se ne frega. La fotografia che dovevo portare quello fotografia perché ho fatto un film su forse mi conoscete. È l'unico film che non è uscito in Italia. In Germania è un successo spaventoso, qui in Italia non è uscito. E c'era quell'amico, lo sapete? Quello con il quale siete presentati a casa, che mi ha detto che lui era rappresentante della Ginevra, dico, allora conoscerai questa ragazza qua, ed era la figlia del proprietario della Ginevra. Dice no, sì, dico sì, ti do la fotografia, me la riporti, dico perché è troppo bella sta bambina che così adesso si sarà sposata, sarà comunque allora guarda un milione di volte ma noi non lo sappiamo, dai, ci spieghi. come? Non lo sappiamo, lo spieghi. Lo sapete? Che no. Come è cominciato? Allora perché Non lo sanno? come non lo sapete? Hanno pubblicato tutti i giornali del Ma mondo. sì, ma ce lo spieghi bene. Vabbè, allora io ero un tranquillo signore di Milano, ero molto amico di Goffredo Parisi, vi ricordate? No. Avevo gestivo un bar e ristorante e mi portava dietro Goffredo perché da me mangiava bene e spendeva poco qualche volta per cambiamo posto, dico senti Goffredo, io devo cambiare posto perché devo andare e io ero contento. Siamo andati non conoscevo questa storia qua. Allora arriva questo un signore, ormai io avevo chiuso, il signore più Barfoni, dice lei chi è? Chi sono? Lei chi è? Io sono un uomo, come vedi, sono un uomo, un bar. Bene, allora facciamo una cosa. Ce la viene a Roma con me? Allora io fisso. Allora con lei. Perché? Le faccio fare al cinema. No, non aveva capito male. Io non lascio il certo per l'incerto. Io per me sono scappato da Corvo in cerca di fortuna. L'ho trovato qui a Milano e voi adesso mi avete portato le faccio fare del cinema. Ma guardi che hai capito male lei. Io sono un uomo formale, sposato, con figli. Che figli ci sposiamo presto.
presi. Comunque, allora dico, io me ne devo andare. Sì, è lui, lo voglio, è lui, si mette a saltare come matto. Allora siamo con freddo, ma è qualcosa più matto. Dice no, sai che è questo? C'è quello che è Mario Soldati. E allora lo sai chi sono io? No. Mario Soldati, chi se ne frega, io sono Giovanni Caporale. E io mi dico, che ne so io di Mario Soldati? Non lo sai sua moglie. Tanto per farlo bene, per stringere mi fa mandare da Caroponti un invito a Roma per un profilo cinematografico. I clienti del bar e del ristorante erano tutti ragazzi giovani, ragazzotti, appena laureati. Ma perché sono domande che ti pongo? Allora, questo ragazzo mi è arrivato questo telegramma. Vai, ma come va? E lascio qui tutto l'andazzo. Ti dico, io ti garantisco io il bar e il ristorante. Mi hanno garantito loro il bar e il ristorante, ma guarda, è verità. Non ho trovato che mi mancava un caffè, uno. Prendere il caffè, questi sono gli italiani che lo vedo, tanto disprezzati nel mondo, capito? E tu sai solo che faccio sta cosa e lì con la figlia di puttana risparmiando la mamma. Mi diede uno schiaffo perché mi spaccò il labbro. Ma chi? Sofia Laura. Sofia. Perché? Non sembra del film. Così perché Mario Soldati ha detto ma dai uno schiaffo forte. Aveva l'anello. Così no, questo quando giravamo. Dopodiché finisce il contratto per 7 anni, denaro me ne hanno fatto tanto, vengo, torno su a Milano e arriva il giorno in cui devo partire per Roma. Firmo un contratto con Carlo Ponti, un contratto per 7 anni, in esclusiva su uno stipendio era di 34.000 lire, stipendio delle persone. A me ne dà 340.000. Ma che anno era? 54. 10 volte. 10 volte. Era contenta anche sua moglie allora? Come? Anche sua moglie era contenta? Eh sì, ma lei stava qua perché c'era un figlio. Cioè, ma gli mandava i soldi però. Vabbè. Che gli mandava i soldi? Tutti, li hanno mangiati tutti. Tutti, signore. Mi fa Mario, c'è la scena del bacio. Dice, adesso c'è il bacio. No, dice, sei da beccarti nel tuo schiaffo. Vabbè, pazienza. Per la cifra che mi danno, non so anche starci. Va. Allora faccio la prova e lei, poverina, piano. Allora fa, no, Sofia, devi essere forte, darlo forte e poi mettiti l'anello. Io che ne so che l'anello fa questo. Mamma mia. Mi fa, tanto mi sta guarendo, mi fa azione, rovescio di quelli e mi era spaccato via. Allora io ho sputato in macchina, scusi, ho sputato in macchina, dico
questo che deve fatto venire da Roma per fare da Pogimbo e scappo, vado per prendere la macchina, non c'ho la macchina, non c'ho il treno, non c'è niente. Allora mi rincorrono, mi riportano indietro e dice vieni lì, che vedrai che adesso non te lo facciamo più, state a fare amico questo. Allora Sofia mi dice, ma perché non fai una reazione? Io non ho detto tempo neanche da di allungare il braccio, perché tu già atterrato. Dice, beh no, quello. E allora state zitta, no? Vabbè, facciamo così. Con lo stesso labbro, con i denti, mi taglia qua. La Madonna, dico, ma non è possibile, dico, io devo fare vedere i video. Ecco, questo è sono Sofia. Anche qualche collocazione come la sera del film, qualche posto particolare con il Polesine dove si ricorda che avete girato. Noi abbiamo girato le ultime scene, le più belle del film, qui. Ma non mi ricordo come si chiamano quelle zone lì. Non mi ricordo come si chiamano. Comacchio. Ma non mi ricordo perché sono talmente particolari che non... La domanda che volevo fare a entrambi, ma diciamo della signora. Il divertimento in quanto che dati negli anni cinema degli anni 50, perché lo studia è il periodo, diciamo, insieme agli anni 60 il periodo, la grande produzione, la commedia italiana, quindi il cinema. In quegli anni in cui voi avete cominciato professionalmente nel cinema, come vi sembrava di vivere questo periodo? Come vi sembrava di entrare in un mondo che poteva sembrare così lontano dalla vita di tutti i giorni? Magari oggi dico la televisione siamo abituati a film e spazi differenti, ma in quell'epoca. Poi dipende anche dal film, no? Dagli autori del film. Parecchia gente, se invece la scena per lui era venuta bene, anche una volta sola. C'è quella scena dove la bambina raccoglie i sassi e poi scopre il papà che... Con i cappotti. Esatto, e lì rimane sterefatta e sta via, anche quella scena lì. Dove praticamente il potere padre si stava baciando con una donna. Io dovevo fare la faccia, insomma. Ho buttato giù sti sassi. E l'altra scena quando il papà Che tutti gli alunni... non è solo la donna, sì. Insomma. Non è stato piacevole. Non faceva finta, lui era. Come lo voleva? Ma lei di dove nativa? Io sono nata giù nella delta del Po, e quindi siamo vicini che dovevano abitare lì. Tanto è stato il Torno del Fiume e tanti altri film, perché questi qua che vedete che sono una piccola parte, li hanno girati prima e dopo, perché trovavano delle costruzioni, il Mulino del Po, che è stato fatto nel 40, trovavano delle costruzioni che dopo si stavano ormai, cercavano gli alberi, i paesaggi, la nebbia, che abbiamo tirato sempre in mezzo. Ne parleremo, diceva la mamma, nel senso di perdere. Dopo invece è successo che sono stata avvicinata da Bertolucci. Io cantavo già, sono andati a casa dei miei a chiedere se potevano parlare con me. Allora mio padre ha detto, ma mia figlia è sposata, non arriva più qui. Quello mi ha detto cosa doveva fare. Allora mi hanno dato
cercato il mio indirizzo, il mio telefono, tratto da vari film. Io ho detto che non mi devo spostare più tanto perché da fare lavoro per la famiglia. Dopo hanno ricavato il materiale che era l'ho rimesso in queste scene in cui io sono bambina e quindi è venuto fuori un cazzo film. Che cosa? Quegli anni, così. Lei se non parla lingue non lavori. Mastroianni, per esempio, carissimo amico, lui in America non ci ha mai lavorato. Perché? Perché gli era antipatico l'inglese. Ma diversi attori italiani che avevano possibilità di affermarsi nel mondo. Niente. Invece io studiavo di notte e anche mi traducevo per meglio a calore. Poi l'indomani mattina me ne correggevo. Ma è così, o abbracci e dai tutto per prendere tutto quel che è possibile, o lasci perdere e te ne torni a ma è un mestiere che non perdona il pagano. Anzi, oggi no, oggi tu li vedi che parlano no. Se ti sbagli, ti sbagliati, dovevi fare la pellicola, dovevi fare la cosa, e la pellicola girava, e la pellicola costa soldi, ma tanti soldi. Allora dovevi stare per forza, se no il produttore che se tu non sgarri ti chiede il collega, senti un po' come è andata a finire con quell'attore là? Dice, quello lì era con me o con lui? E ce l'hai con il produttore va a chiedere come te la sei cavata con il battaglio? Come? Sì o no? Ma così sai com'è? Finisce il film, ormai sono scritturato. Allora vai, ti mandano a chiamare, che nel frattempo il mulino gira. Mi mandano a chiamare, dice ti vorremmo per un film, però c'è qualcuno che ha fatto concorrenza. Poi va bene da sbirciare oppure te lo racconto. Leggono qua, leggono lì, leggono su, leggono sopra la testa, leggono fianco alla macchina da presa. Oggi è tremenda. Mi sono sacrificato tanto. Non potete immaginare. Altro sono felice perché ho avuto tutto dalla vita. Tutto. Autista, macchine volontarie, più grandi alberghi della terra. Solo? Solo? Ho capito. Faccio cognome. Due volte di stare attenta quando attraversi la strada. Devi stare attenta quando attraversi, capito? Stupida. Posso dire una cosa?
Cos'è che mi hanno chiesto? E dai da dormire stanotte? Muoio di ignorante. Scusami, non glielo devo dire. Quasi quasi era meglio. E perché poi? Dopo mi fai di far entrare per asciugare i pantaloni. Illusione. Potrei paura che uno di mangi sia paese in Ma casa. te sempre pieno di gente. Chi? Sentiamo. La Tosca, la Maria, la Procede. La Caterina, la Teresa, che si da casa completa. Ma io da tempo nei vedeti che in casa solo ci sono pensato. Ah, poi altri uomini siete tutti come tedeschi. Per farvi rispettare non c'è nessun tema. Ehi, bella, sono dei creciti, te non sai come fare. Ah, lo so anche troppo. E adesso va là, quindi non mi posso chiarire. Cosa sai dei miei interessi? Piano con la chiave. Se proprio delle garantire. Cosa parlo? Io lavoro. Ma stai zitta che ti conviene. Il tuo lavoro lo sappiamo cos'è. Vai, vai pure. E lascia stare in pace di gomma tutto il santo giorno. Ci vediamo domani a parlare. Questo è il montaggio che ha fatto da Il nome perché sento l'odore del mangiare. Allora lì, dove sei? Guarda, non sono sicuro. Lo devi chiedere altro. Bologna 1-0, a Ferrara a Tibrino 1-1. La classifica qui. Gino, Oh, vieni un po' qua vicino a me. Dove sei? è un fatto serio. L'unica cosa che sto pensando è del maledetto posto dove sono. Che hai fatto proprio. Ma te, dici, chi è che te ne credi gente? Lo so e basta. Io già lo so. E adesso ciao. Aspetta un momento. Però, sei stata gentile lo stesso di venire qua. Te sei differente, non sei altro. Sono come tutte le altre. No. Intanto sei aspetta. E poi c'hai il cuore. E fai dei piaceri anche a uno che forse non se lo merita. Che peccato. Peccato che cosa? Niente. Pensavo che fosse